Senatore Bagnai, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente. Intervengo per annunciare il voto favorevole del mio gruppo alla risoluzione presentata e quindi al documento di economia e finanza. Una decisione, quella di votare favorevolmente, che naturalmente non sorprenderà, dal momento che abbiamo deciso di sostenere con lealtà l'azione di questo Governo e ci regoliamo di conseguenza, deponendo asprezze e battaglie ideologiche, anche se questo naturalmente non significa rinunciare alla nostra identità. Ribadisco che questo non ci è stato chiesto e non significa neanche arrendersi al conformismo e quindi rinunciare ad esercitare il diritto di critica, perché se facessimo così renderemmo il tutto di questa maggioranza inferiore alla somma delle sue parti. E allora, nel motivare questa dichiarazione di voto, vorrei ripartire dal mio ultimo intervento in quest'Aula. In quell'occasione mi accadde di far notare che la richiesta che veniva fatta coralmente, ma credo forse in particolare alla forza politica in cui mi onoro di militare, di sostenere la prospettiva di un'Unione Europea sempre più integrata che approderà a un bilancio unico comune capace di sostenere i Paesi nei periodi di recessione, se indirizzata specificamente a noi, era male indirizzata, perché il problema rispetto a questa visione ideale non era e non poteva essere una nostra preclusione ideologica, che non c'è e che, se ci fosse, sarebbe tutto sommato irrilevante nel grande disegno europeo, ma è viceversa la strenua preclusione politica della Germania, che da sempre si oppone a questo progetto di solidarietà. E a questa preclusione credo sia difficile girare intorno. Non è una critica, è un dato fattuale quello che espongo. Questo dovrebbe essere ormai chiaro, ma pro futuro lo diventerà ancora di più quando la SPD perderà le prossime elezioni tedesche, dopo le quali peraltro anche il PPE non starà benissimo, ma non entriamo in queste tristi vicende. Ne consegue però una cosa che ci riguarda e che riguarda il dibattito di oggi, cioè il fatto che noi non dovremmo razionalmente aspettarci di essere sostenuti nei periodi di recessione da altri che da noi stessi. E la valutazione del DEF, come la valutazione in generale dell'orientamento di politica economica del Governo, va fatta alla luce di questo dato di fatto. Da quell'intervento sono passati 3 mesi e sono stati fatti altri passi avanti, rilevanti direi. Il 24 marzo 2021 abbiamo appreso che il coordinamento europeo va sempre cercato e va rafforzato, ma se non funziona in questi momenti dove il tempo è prezioso, occorre anche trovare le risposte da soli. Questa è una dichiarazione saggia, estremamente opportuna e tempestiva del signor Presidente del Consiglio, che peraltro viene incontro a qualche cosa che questa forza politica ha sempre affermato, ovvero l'idea che il coordinamento debba essere un mezzo e non un fine. E il fatto di avere un primo ministro che finalmente afferma questa idea, che di per sé è lapalissiana, è un fatto rivoluzionario. È un'idea rivoluzionaria e liberale, un segno di buonsenso. La ricerca del coordinamento non deve assorbire più risorse di quanto il coordinamento possa procurarne o liberarne, altrimenti si determina una inefficienza. Esiste evidentemente anche un rendimento di scala decrescente dell'integrazione politica. Ora io voglio dirlo, non è una critica a nessuno di noi, tutti noi siamo qui e partecipiamo a questa discussione perché accettiamo di operare all'interno del contesto di regole date, ma la liturgia del semestre europeo che oggi celebriamo con la stazione del DEF a me non sembra un esempio particolarmente virtuoso. Io non voglio annoiarvi con citazioni erudite dalla letteratura scientifica, ma personalmente continuo a pensare che questa rigida calendarizzazione di documenti programmatici, questo scrutinio europeo che in circa un decennio non è riuscito di fatto ad aumentare la convergenza macroeconomica fra gli Stati membri,
sia un esempio chiaro di coordinamento che assorbe o distrugge risorse anziché liberarne. Lo è a mio avviso ancora oggi, ma naturalmente lo era ancora di più quando questa liturgia era il veicolo di quelle prescrizioni politiche irrazionali che un tempo tutti propugnavano e che oggi sono rimaste orfane, cioè quelle dell'austerità. Naturalmente però la lealtà e il senso delle istituzioni significa anche operare all'interno di regole di cui la razionalità forse è dubbia, ma ci è facile farlo perché vediamo che il mondo ci sta venendo incontro, a noi che abbiamo sempre detto quello che era nei libri di macroeconomia, e lo sta facendo con una rapidità impressionante, direi promettente. 6 giorni fa abbiamo appreso che la sostenibilità del debito pubblico non dipende più, come in passato, dall'andamento dei tassi di interesse che permettono di servire i costi della raccolta, ma dalle prospettive di crescita. Ecco, questa affermazione, sempre del Presidente del Consiglio, è un'affermazione interessante, anche se tutto sommato mette in evidenza aspetti che finora nel dibattito sulla dinamica e sulla sostenibilità del debito pubblico erano stati sottaciuti. Per esempio, il ruolo che l'esplosione del costo del debito, verificatasi all'inizio degli anni '80, ha avuto nel determinare la crescita, il raddoppio del rapporto debito-PIL in circa 10 anni. Eppure non si tratta di enormi novità da un punto di vista concettuale. Voglio fare una citazione. Si spera che questo articolo abbia dimostrato che il problema dell'onere del debito è essenzialmente un problema di conseguire la crescita del reddito nazionale. Questa citazione viene da un articolo di Evsi Domar, un economista keynesiano, un articolo del 1944. Quindi non abbiamo fatto una grande scoperta scoprendo che la crescita economica è fondamentale nel garantire la sostenibilità del debito. La domanda in questo, come in altri casi, è perché ora? Nel 1944, che è anche l'anno della conferenza di Bretton Woods, un altro dato storico che spesso viene evocato, si stava concludendo, come sappiamo, una guerra. Ed è veramente triste constatare che per arrendersi all'ovvio gli esseri umani prima debbano combattersi fra loro o, come nel caso attuale, essere sopraffatti da catastrofi naturali che nel linguaggio corrente continuiamo a paragonare a un evento bellico, perché sono paragonabili a un evento bellico non solo e non tanto nel tributo di vittime umane, cui deve andare il nostro ricordo, quanto nelle conseguenze economiche. Il livello di debito oggi è a volumi post bellici e più esattamente però lo era anche prima della crisi pandemica. Quindi se da un lato non è strano che oggi si riscoprano le ragioni della crescita, come le si scopriva nel 1944, è strano che si sia aspettato fino ad oggi per affermare l'esigenza della crescita. È strano che per tanti anni si sia continuato sulla strada dell'austerità. E va detto che in questo senso, lo dico con un'amara e sofferta, ironia, il Covid ha dato una ragionevole via di fuga ai nemici dell'ovvio, cioè agli amici dell'austerità, perché consente di dire che siccome oggi è tutto diverso, allora finalmente si può fare quello che in realtà si sarebbe dovuto fare già da prima. Però scordiamoci il passato, ma ci permettiamo, nella valutazione positiva, di esprimere delle minime critiche, pur nel giudizio positivo che diamo all'intervento del Governo. Perché, voglio metterlo a verbale, a noi sembra che non venga compreso un dato che pure dovrebbe essere evidente. Noi ci ricordiamo il tempo in cui si diceva ai governi che essi avevano il pilota automatico e che i mercati li avrebbero costretti a procedere comunque sulla strada delle riforme, che poi erano quei tagli che servivano a consegnare in mani private prezzi crescenti di stato sociale e di intermediazione del risparmio. Esiste però una eterogenesi dei fini, una nemesi. Esiste la nemesi. Oggi è la BCE ad avere il pilota automatico e sono sempre i mercati a indurre questo regime, sono sempre loro in qualche modo gli artefici del pilota automatico, per il semplice motivo che ove la BCE smettesse di sostenerli acquistando i titoli del debito pubblico, essi crollerebbero, il che, oltre a essere un problema per tutti noi, sarebbe un problema anche per la BCE, che ha il compito istituzionale di garantire la stabilità finanziaria. Questa cosa andrebbe capita e quindi si
dovrebbe, perché si può, osare di più. La parola. Grazie senatore Bagnai, può consegnare tutto il suo elaborato.